Buonasera, ben chiatas con Gnovis. E van tutti in migliori indicatori che mostrano le ande de pandemie di Covid-19 in Friuli, Vignese e Giulia, dove che l'indice RT è calato a 0,84. A legge che è stampata dal rapporto fatta dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. L'infettamento al continua a sbassarsi il numero dei casi all'LATU alle 23,8%. I tampons che andassero risultati positivi sono il 4% e quindi il 100% dal rapporto precedente. E cala anche la pressione sugli ospedali al 4% di essi occupati in terapie intensive e ieri il 7% e col 3% invece tetaliaris medicis primi arrivavano invece al 4%. E we in Friuli Vignese Giulia su 4.640 tampons molecolari sfasi sono saltati fuori. 107 NUF infettati con una percentuale di positività dal 2,31% e sono stati fatti anche 100.995 test svelti antigenici che hanno fatto saltare fuori 3 casi. 2 in morte giornate di voi, una femmina di 92 anni di Rive d'Archianze e una di 85 anni di Trieste. 7 persone ricoverate in terapia intensive e 42 casi degli altri repars. L'obiettivo di tornare a scominciare la scuola in presenza lo viene ottenuto, ma quello poco hanno un più importante ben di garantire la presenza per tutto l'anno scolastico. Per aulis dal sottosegretario al ministro della Salute Andrea Costa in visita di mattina a Trieste al Burlo Garofalo insieme col presidente regionale Massimiliano Federiga e al vicepresidente Riccardo Riccardi. Per l'occasione Costa l'ha fatto sapere della questione di terze dose, ospietin le indicazioni dal CTS al PANT sottosegretario. Ho ben scominciato con le persone deboli e dopo ho la riunione denant con case di più di 80 anni col personale sanitario per ore dai 60. Le decisioni che appaiono dopo e dipenderanno dal risultato che vignerà fuori. Il dove dal guviare è di farsi chiata pronto. Alveve 20 volte esemplari di Gardelins e di Luyars, qui a di identificazione pustec, no, un allevatore, ma acchiappati in maniera illegale gli svesti signature. Un cittadino veneto, controllato dai carabinieri dal CITES di Trieste, è stato denunziato per ricettazione e per comprare robe di divinince suspiete. Gli uccelli avevano un valore sul mercato di passe 2.000 euro. Un altro espositore è stato multato per 1.300 euro per 9 mitut furus sul veicolo e il cartello Bestis Vivis. Un privato cittadino di Tisane per finire è stato chiatato con 2 schiappis armadis con reclams elettroacustiche di 37 esemplari di capineris rusignui che 25 di loro avevano i CG pustic. È stato denunziato per tentate robarie venatorie grave. 345 setecchi di spagnolese platadis in una chiame di filtris dall'AIA per macchidis sono stati schiattati e sequestrati dagli uffici di Lis Doganis di Trieste su un camion di passaggio dalla Turchia all'Inghilterra. Il veicolo è stato controllato dalla Guardia di Finanza del Capitale Regionale, sono stati versi in balas che trasportava dentro ieri in pacus di spagnolese per quasi 70 kg di tabacco, denunziata a Piet Libar per quintribando doganale graf l'autis dal camion e il destinatario de robe in Inghilterra. In tutto i diritti doganali no paias e ribaressin a 15.000 euro per ore dai guadagni illeciti per passe 7.000 euro. E è arrivata di mattina la disponibilità di Massimiliano Federiga, attuale presidente della Regione, a Cori per un altro mandato tali selezioni dal 2023. A mi piacerebbe la possibilità di continuare a fare ciò che hai fatto fin come dopo Federiga a Trieste per la visita dal sottosegretario Costa alla commentata la questione Morisi, il consigliere dal segretario della Lega Salvini, finita al miec di un scandalo di droghe e fiesti salus Rossis.
Non si capisce che ha a che fa, dal punto di vista politico, con la Lega, la vita privata di cui che si occupa dal social network, a livello umano o sui dispiaciuti, alla serata il discorso Federica, o crot che si davanti a una spettacolarizzazione di una questione privata. Si espande l'obiettivo di un secondo mandato della presidentessa della Confindustria di Udine, Anna Mareschi Danieli. No, serie a Palazzo Toriani è stata fatta la votazione dal Consiglio per decidere sulla sua rielezione con un nome 24 su 37 che hanno votato, Parieno si è arrivata alle quote dall'80% che commentava per la sua effettiva ricandidatura. Dal mese di un passato la presidentessa aveva avuto l'approvazione praticamente di Ducciu, ma gli critici della Confindustria Nazionale che domandava una consultazione più larga e hanno renduto necessario il voto di Nossere. E il documentarista furlan Fabrizio Zanfagnini sarà protagonista dall'Italian Film Festival di San Francisco. Il suo new video sul Friuli Escrela, la 44esima edizione, celebrata il suo lavoro con la serie Incantesimi di Stieris Friulanis, trasmettute anche su Telefriuli. Sintillu. Alle qualche anno sto facendo i documentari per Telefriuli e naturalmente sul territorio del Friuli, sul Duce Calais il contesto dal paesaggio del Friuli. Ultimamente ho pubblicato su YouTube, sul canale YouTube, ho pubblicato 3 o 4 documentari che sono stati chialati in diverse parti del mondo, tra cui anche gli Stati Uniti. E stranamente e con sorprese sono stato contattato dal direttore dell'Italian Film Festival di San Francisco per poter fare un breve documentario, una roba di 6 minuti, che verrà presentato all'inaugurazione del Film Festival di San Francisco. Il direttore è Lido Cantarutti ed è di origini friulanis, di Furlanis, è una seconda generazione, no? Perché i suoi genitori erano, mi pare, di San Denelo o di che bandi lì. E comunque lui ha mantenuto le dris tenestri zonis con le nostre lingue e quindi le nostre tradizioni e ha veduto in questi documentari un interessante mood per poter non solo riguardare ma anche far vedere agli americani il suo territorio di origine. E da lì è nato questo rapporto, sono stati invitati appunto a fare queste produzioni che verrà presentata all'inaugurazione del festival il 9 di ottobre. E sono stati consegnati di mattina alla Danieli Academy gli borsi di studi messi a disposizione dalle aziende di Buri e dal suo presidente, l'ingegner Gian Pietro Benedetti, per studenti meritevoli dal MIZ. Via per la mattinata è stata consegnata la seconda fetta dagli borsi di studi per il triennio 2019-2021 per la prime dal piedi dal 2020-2022, 5 borsi indute dal valore di 6.000 euro per romp. E a Tacarà Usgnot la convigne dal centro Balducci di Zuian con 4 giornate di avvenimenti, incontri e spettacoli intitolati queste volte che chi se la serata giusta e è perduta mettensi ad un par torna a Viodi, li stelis, non si infevele pre Pierluigi di Piazza Sentinlu. Io e Pierluigi di Piazza sono nasciuto a Lias di Comeglians e sono un grum leato a questa radice, ma non chialante in devor, radice che mi ura in devanta vita, così è sempre stato. E anche il convegno di settembre, ecco, sono contento che si faccia anche quest'anno, intanto è il 29esimo e quindi vuol dire una continuità. Dopo che il divece Ruth Simpi mette insieme l'accoglienza dai stranieri, da cui arriva da lontano, ai momenti culturali,
per far riflettere sulle grandi questioni del mondo, che sono cose che viviamo ogni giorno in chiesa, nel paese, ma che dopo sono cose che non riguarda come persone che fanno parte di tutta una grande famiglia che è la famiglia umana. E anche per Usgnot alle dot si biodem di domande sere, grazie di non sveno ascoltato. Mandi.